Oggi la Chiesa festeggia San Vincenzo de Paoli. Il nome Vincenzo ha origine latina e significa vittorioso. La Giornata Mondiale del Turismo è una ricorrenza celebrata il 27 settembre di ogni anno. Celebrata per la prima volta nel 1980 dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, la data venne scelta in coincidenza delle commemorazioni di una pietra miliare del turismo internazionale, il 10° anniversario dell'adozione degli Statuti del 1970. Il turismo viene definito come un fenomeno sociale, culturale ed economico che implica il movimento di persone verso luoghi o paesi al di fuori del loro consueto ambiente per scopi personali o professionali. Larry Page e Sergey Brin, studenti dell'Università Californiana di Stanford, fondarono l'azienda il 4 settembre del 1998, ma è il 27 settembre di quell'anno che viene considerato il giorno della nascita di Google, a causa del record di pagine indicizzate. Il motore di ricerca è diventato il sito internet più visitato al mondo e quei due studenti ora sono tra gli uomini più ricchi del pianeta. Buon weekend ai 12, uno splendido cielo oggi, soprattutto per il Sagittario, protagonista di una giornata in cui con l'ingresso della Luna nei suoi gradi diventa assolutamente il re dello zodiaco per un giorno. Andiamo a vedere come e perché. Ariete, la Luna diventa di fuoco e tutto si accende nello zodiaco, un bellissimo trigono che arriva dal Sagittario accende il vostro Nettuno, evitate gli input giusti, magari per una fuga al mare o per riprendere le fila di un amore. Toro, la Luna ha smesso di essere in opposizione, ora è tutto più calmo, tutto più concreto, tra parentesi ancora mantiene degli ottimi rapporti con Giove, per cui oggi potreste non solo rilassarvi ma decidere di passare la serata all'insegna degli amici e della piacevolezza. Gemelli, la vostra giornata oggi inizia con una Luna d'opposizione, un weekend molto importante, quasi di prova, non solo perché si oppone a Urano, quindi attenti agli imprevisti, ma anche perché stimola Nettuno e Saturno in una maniera un po' da, banco di prova, per cui questo sarà un weekend in cui misurerete molto le reali condizioni di tutto quello che avete progettato al lavoro e di tutto ciò che sentite sentimentalmente. Cancro, la vostra giornata è una giornata decisamente ancora molto fortunata perché la Luna lascia in buoni rapporti Giove con un sottilissimo trigo che si andrà spegnendo lungo l'arco della mattinata, ma che gli garantisce un'assoluta complicità. Oggi avrete il tempo e lo spazio per scappare un po' dai vostri impegni e per dedicarvi ai sentimenti. Leone, bellissima luna di trigono per voi che si raccorda a tanti altri pianeti che vi fanno gioco, per cui il Leone è decisamente molto propenso a trasformare qualcosa della sua vita e soprattutto a rendersi forte e a capovolgere una situazione che sembrava svantaggiosa ma che come al solito siete stati capaci di rendere migliore. Vergine, una giornata oggi che riaccende il conflitto Luna-Venere. Oggi è una giornata un pochino antipatica per quello che riguarda i sentimenti perché siete a rischio di fraintendimenti, quindi cercate di essere chiari. Avrete sempre il vostro Mercurio dalla vostra parte, ma non esagerate. Bilancia, giornata molto piacevole e interessante proprio perché il Sole, Mercurio, la Luna, Plutone collaborano tutti con il Sole e vi fanno anche il gradito regalo di una partecipazione inedita, quella di Urano, che finalmente invece che sconvolgere i vostri piani vi dà le idee giuste e le congiunzioni giuste per essere dove dovete e con chi dovete essere. Scorpione, una
giornata oggi molto importante, proprio perché è il weekend in cui i sentimenti finalmente si traducono in realtà. Quindi oggi avrete proprio tutte le risposte, soprattutto stasera, che vi servirà come prova di quanto la persona che frequentate è interessata a voi. Sagittario, protagonisti dello zodiaco oggi, proprio perché la Luna col suo ingresso riesce a toccare le posizioni di vari pianeti e portarli tutti dalla vostra parte. Quindi avrete vinto la vostra piccola battaglia e cercate quindi di utilizzare questo risultato in una maniera costruttiva e vantaggiosa per voi. Capricorno, per voi oggi la Luna si fa misteriosa, entra un po' nell'ambito della psiche, ma tocca pure Saturno, un Saturno vostro pianeta, che vuole dare solidità ai sentimenti e rassicurarvi una volta per tutte che siete nella direzione giusta. Acquario, e beh, una luna così amica, divertente, scanzonata, che accende peraltro vari parti del vostro zodiaco, è decisamente gradevole. Stimola anche il vostro pianeta Urano in opposizione, ma procurando a voi solo delle bellissime sorprese. Pesci, giornata oggi molto concreta. Oggi avete bisogno di fare il punto della situazione, un po' stancante, con una luna che quadra, una luna che ancora vi fa portare in questo weekend il lavoro a casa. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati. Il 27 settembre del 1822 a Parigi fu presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Analizzando la celebre stele di Rosetta, aveva finalmente raggiunto delle conclusioni che nessun altro linguista aveva intuito nei 2 millenni precedenti, decifrando e dando un valore fonetico ai geroglifici degli egizi. È interessante notare come in lingue diverse alcuni significati siano resi in modo simile. Quello che noi italiani esprimiamo con "è andato via come il pane" per indicare qualcosa che è stato venduto velocemente in grandi quantità, in inglese viene reso con "sell like hot cakes", dove al posto del pane troviamo le torte calde. Insomma, sempre di cibo si parla. Soprannominata Casanova al femminile, Maria Johanna Bersfeld ha vissuto una vita piena di avventure e di amori. Bellissima, a 15 anni va in sposa a un mercante di Amsterdam, da cui avrà 2 figlie. A 20 anni divorzia per infedeltà, spendendo il resto dei suoi anni al seguito delle campagne napoleoniche, o meglio dei generali dell'imperatore, per il quale tra l'altro svolge anche funzioni di informatrice. Ci salutiamo con la frase del giorno. Vale la pena vivere solo per le cose per le quali vale la pena anche morire. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani.